Sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Io mi glorierò nell'Eterno, gli umili ludranno e si rallegreranno. Celebrate con me l'Eterno, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato l'Eterno ed egli mi ha risposto, mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e l'Eterno lo ha liberato, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'angelo dell'Eterno si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera. Provate e vedete quanto l'Eterno è buono. Beato l'uomo che confida in lui. Temete l'Eterno voi che gli siete consacrati, poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. I leoncelli soffrono penuria e fame, ma nessun bene manca a quelli che cercano l'Eterno. Venite, figliuoli, ascoltatemi, io vi insegnerò il timore dell'Eterno. Chi è l'uomo che desidera la vita e abrama di lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male, fai il bene, cerca la pace, adoperati per essa. Gli occhi dell'Eterno sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. Il volto dell'Eterno è contro quelli che fanno il male, per cancellare dalla terra il loro ricordo. I giusti gridano e l'Eterno li ascolta, li libera da tutte le loro disgrazie. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di spirito. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Egli preserva tutte le sue ossa e non se ne spezza neppure uno. La malvagità farà perire il malvagio. Quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. L'Eterno riscatta la vita dei suoi servi. Nessuno di quelli che confidano in lui sarà considerato colpevole. Salmo 34, vogliamo cantarlo insieme, sarà proiettato sullo schermo, sul muro. Vogliamo cercare il Signore. Oggi, stasera, il culto sarà un po' diverso dal solito. Abbiamo con noi il fratello Cristiannani. Prenderemo un tempo per adorare il Signore, per presentare anche le nostre richieste, prima di tutto per presentare noi stessi a Dio e poi ascolteremo quello che il Signore ha messo nel cuore del fratello e poi ci darà anche delle informazioni in merito a quello che con l'aiuto di Dio sta portando avanti. Ti cerco, Dio, e mi rispondi.
per l'eternità. La mia lode a te, gloria al tuo nome, innalzerò, ti benedirò per l'eternità. La mia lode a te, io innalzerò, ti benedirò per l'eternità. Gloria al tuo nome, gloria al tuo nome, alleluia. Io innalzerò, ti benedirò per l'eternità. La mia lode a te, io innalzerò. Benedite Dio con me, esaltiamolo insieme, celebrate Dio con me, esaltiamolo insieme. Oh, prova e vedi quanto Dio è buono e beato sei se confidi in Lui. Alleluia. Vogliamo cantare anche il 1072 mentre siamo in piedi. Vogliamo pregare per Domenico, sapete che è stato trasferito a Castelfranco e oggi sembra sia un po' meglio. Vogliamo pregare il Signore, ringraziare per quello che sta facendo. Vogliamo pregare per il fratello Sergio, vogliamo metterlo davanti al Signore, per la sorella Caterina che in settimana deve essere operata. Vogliamo pregare il Signore. Abbiamo delle necessità, ma Dio sa supplire a tutti i nostri bisogni. Abbiamo letto e cantato, provate e vedete quanto Dio è buono. Per provare bisogna identificare la situazione o la persona e poi fare quello che bisogna fare, chiedere, provare quanto Dio è buono. Stasera ancora vogliamo pregare il Signore nel nome di Gesù, il Padre nel nome di Gesù, aspettando che la sua misericordia ancora intervenga in maniera gloriosa. Ce ne sono anche altre richieste. Ringraziamo il Signore che Gianluigi è con noi. Non so se avete visto, insieme al fratello, gloria a Dio. Siamo veramente felici di questo e vogliamo ringraziare Dio. Dio possa benedire Gianluigi e tutta la sua meravigliosa famiglia. Alleluia. Amen. E così il Signore possa benedire anche ognuno di noi perché ne abbiamo dei bisogni. Portate pazienza, state in piedi qualche minuto ancora, poi avrete modo di stare seduti. Ma vogliamo adorare il Signore e presentare queste richieste al trono della grazia. E come sempre, il Signore ci risponderà. Preghiamo anche per Charles, per Enzo, ci sono dei bisogni. Quest'anno è cominciato così, però come dice il verso della parola, è meglio la fine che l'inizio di una cosa. Se è cominciato così in maniera burrascosa con tante battaglie, vogliamo credere che alla fine dell'anno gioiremo per tante vittorie che Dio ci darà, perché Dio è fedele. Alleluia. Tu sei qui e ti muovi in mezzo a noi. Adoriamo te. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore.
sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Tu sei fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Tocca il cuore mio, sei qui, guariscimi, Signore, adoro. Miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Ecco chi tu sei, 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 ecco chi tu sei. Anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi, aprirai, aprirai, apri una via, anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi, aprirai, apri una via, anche quando non riesco a sentirti, credo che tu continui a guidarmi, aprirai, apri una via, miracoloso, sei potente, luce nel buio, sei tu che aprirai una via. Miracoloso, fedele, miracoloso, sei potente, luce nel buio. Ecco che tu sei di Dio onnipotente, di Dio che dà la vista ai ciechi, di Dio che fa camminare gli zoppi, alleluia, di Dio che dà pace nel cuore anche nella tempesta, di Dio che ci dà forza quando ne siamo senza. Gloria al tuo nome, di Dio che fa grazia ai peccatori, alleluia, di Dio che provvede a chi è nel bisogno. Ecco chi tu sei, di Dio che ci ha tanto amato da dare il suo figlio a morire in croce per i nostri peccati, per poterci perdonare. Gloria sia al tuo nome, come non adorarti, come non adorarti. Oh, nessuno di noi darebbe il proprio figlio per chi lo insulta, tu lo hai dato per noi mentre eravamo ancora peccatori, tu lo hai dato a morire in quel modo, Signore, e noi lo abbiamo ucciso, attaccato a quella croce. Erano i nostri peccati di cui si era caricato, erano le nostre malattie di cui si era fatto carico, e noi lo retenevamo in
abbattuto, abbandonato da Dio, o pensavamo fosse un peccatore come gli altri, ma Gesù era il giusto per eccellenza, lui giusto che muore per noi ingiusti. Signore, come non adorarti, come non avere fiducia in te, Signore. Oh Signore, come non fidarci di te. Non potevi dimostrare più amore. No, non potevi dimostrare più amore di questo. Un padre che sacrifica il proprio figlio, oh, per i propri nemici. Signore, è impensabile per noi, ma questo ci ha conquistato, Signore. Ci siamo innamorati di te, Signore, perché non abbiamo trovato nessuno che ci ha amato così tanto da rinunciare al proprio figlio per noi. Gloria sia il tuo nome. Signore, ci commuove il cuore questo ancora stasera. Ti siamo grati, Signore, non solo per le guarigioni e le liberazioni, ma per l'opera meravigliosa della croce, dove il tuo figlio ha voluto morire per ognuno di noi. Gloria sia il tuo nome, gloria sia il tuo nome. Fosse l'unica cosa che faremo stasera, di ringraziarti per Gesù, Padre. Signore, avremo centrato il bersaglio, Signore, una chiesa che ti adora, una chiesa che ti loda per il dono del tuo figliolo. Alleluia, siamo sempre pronti a chiedere. Stasera vogliamo ringraziarti, Dio d'amore, vogliamo lodarti con tutto il cuore, dirti grazie per ogni bene, Signore, anche per ogni prova, Signore, per ogni limite che abbiamo, perché quando noi ci fermiamo, tu cominci, Signore, tu vai avanti di noi, tu prendi in mano quella situazione che a noi sfugge. Signore, tu pensi meglio di noi e tu agisci molto meglio di ognuno di noi. Come non ringraziarti, Signore? Signore, è il grido di gioia del cuore che ti adora e ti loda, Signore, perché non stiamo parlando con un'immagine, stiamo parlando con Dio, l'Iddio vivente e vero, l'Iddio che ha fatto i cieli e la terra, l'Iddio che si relaziona con noi, l'Iddio che ha sempre del tempo per quanti lo cercano con tutto il cuore. Gloria al tuo nome. E stasera la tua Chiesa ti adora, ti loda. Signore, la tua Chiesa è in aspettativa per quello che vorrai fare per i nostri bisogni. Signore, ci sono cose che non possiamo più fare nulla, ma dove tu puoi ancora, Signore. E stasera ti diciamo grazie per quello che farai. Non vogliamo suggerirti cosa fare. Sei grande abbastanza per decidere tu. Noi ti esponiamo i nostri desideri, Signore, i nostri pensieri, ma poi fai tu, perché quando fai tu fai bene, Signore. Quando fai tu fai perfetto, Signore. Quando fai tu non c'è nulla da ritoccare, perché tu sei un artista a fare capolavori, Signore. Gloria sia il tuo nome. Aiutaci stasera. Signore, mi sto facendo portavoce di ognuno di noi, ma che la voce di ognuno di noi arrivi al trono della grazia, Signore, per dirti grazie con tutto il cuore, Signore. Grazie per la gioia e la pace che ci dai. È frutto della tua presenza, perché tu sei qui e ti stai muovendo in mezzo a noi. Gloria, gloria al tuo nome. Signore, ti adoriamo, ti adoriamo. Ti adoriamo, non possiamo stare in silenzio davanti alla tua grandezza. Alleluia, alleluia. Grazie, grazie per quello che vedremo. Grazie per quello che farai. Nel nome prezioso di Gesù, grazie Signore, grazie Padre. Gloria, gloria, gloria al tuo nome. Ora la barashanda, la barabaracala yandei, la bayasheda. Alleluia, alleluia. Gloria al tuo la città del nostro Dio, il luogo santo, la gioia della terra.
grande, Signore, è degno della nostra gloria. Gesù, la gioia della gloria che diamo innanzi. Signore, ci preghiamo. Signore, vogliamo danzare il tuo nome. Signore, vogliamo danzare. Alleluia, alleluia. Solo gloria sia tua. Meraviglioso sei, meraviglioso. Degno sei, degno di Dio. Alleluia, gloria. Dio d'amore, grazie, 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 Signore. Grazie, Signore. Meraviglioso, meraviglioso. Sì, caradarabara, scenda la rabaia. Signore, ti preghiamo per Sergio stasera. Grazie che è qua in mezzo a noi e ti chiediamo qualcosa dal cielo per lui stasera. Signore, c'è la tua presenza qui, Signore. Signore, ti preghiamo per Sergio in maniera particolare. Nel nome prezioso di Gesù, che tu stendi la tua mano. Signore, che tu mandi una parola dal cielo, Signore, una parola di guarigione, Signore, che possiamo vedere ancora la tua gloria, la tua fedeltà verso quanti sperano in te. Così per Enzo, Domenico, Signore Charles, Davide, Signore Caterina. Signore, la nostra speranza è in te. E in te continuiamo a confidare, Signore. Grazie, guida questa riunione per la tua gloria. Parla ai nostri cuori, sensibilizzali, Signore. Noi che stiamo così bene e usiamo male a volte la libertà che abbiamo, stasera apri un po' gli occhi del nostro cuore su delle realtà che a volte ignoriamo, non vogliamo pensare. Grazie per questo fratello che hai portato in mezzo a noi questa sera. Dell'onore che ci dai, Signore, di ascoltare da testimoni reali quello che sta succedendo alla nostra fratellanza in tutta la faccia della terra. Vogliamo farne tesoro e quello che tu ci dirai possiamo meditarlo e metterlo a frutto per l'avanzamento dell'opera tua. Signore, non potremo mai andare dove sono questi cari, ma crediamo che una preghiera, un aiuto, un incoraggiamento possa fare tanto per questi cari che sono in difficoltà. Grazie, grazie Padre, grazie per la tua fedeltà. Guida questo culto ancora, per questo proseguo, nel nome prezioso di Gesù. Amen, amen, amen. Accomodatevi pure, fratelli e sorelle, come abbiamo detto queste domeniche. Abbiamo con noi, non avremo, abbiamo con noi il fratello Cristianani, che si presiderà. Stamattina ho avuto il gioia e il privilegio di averlo a Bassano del Grappa.
ci ha incoraggiato, e poi uno dei privilegi dei pastori è quello che poi ce l'abbiamo avuto anche a casa a mangiare, e allora abbiamo spremuto ancora un po', ma è andata bene. Prima abbiamo riempito, poi abbiamo spremuto con le domande, con tante cose, e poi però ancora qualcosa per stasera, perché lui non è come Isacco che dice non ho più benedizioni per te, Giacobbe. Lui ne ha sempre qualcuno in altro perché le riceve da Dio. Quindi stasera condividerà con noi quello che il Signore gli ha messo in cuore, e anche ci parlerà un po' di quella che è l'opera che sta portando avanti con l'aiuto di Dio, quest'opera che si chiama Porte Aperte, ma lui ne parlerà con più dovizia perché lui ne sa più di noi. Prego, vieni Cristian, e qui a metà non c'è la sua dolce consorte perché non sta tanto bene, ma per questa volta va bene così. Prego Cristian. È andato un po' meglio rispetto a stamattina. Pace. Il Signore è buono. Ho sentito, però non posso capire tutto, intuire tutto, però ho capito che è stato un anno che è iniziato in una certa maniera, no? Ho capito bene, no? Con un po' di battaglie, se ho intuito bene. Spero che questo tempo che passeremo insieme, se c'è una cosa che possiamo e vorrei ci portassimo a casa, è che il Signore opera in tutte le circostanze, anche quelle più buie, anche quelle impossibili, anche quelle che appaiono, come stamattina qualcuno diceva, come porte che sembrano chiuse o che non sembrano nemmeno porte, ma il Signore apre e fa passare il suo spirito. È una sua prerogativa, lo fa sempre. E voglio ricordarmi come è stato fatto stamattina, adesso, oggi pomeriggio anche, oltre che stamattina, che il tempo di lode e adorazione insieme è anche un tempo di lamento che possiamo fare al Signore. La parola di Dio ci esorta a questo. Sto parlando di vuote lamentele, ma sto parlando proprio di lamento. Quando nella nostra vita ci sono sofferenze, prove, difficoltà, ci sono salmi interi, c'è un libro che si chiama Lamentazioni. Okay. Il Signore non sa come dircelo, ma ci dà lo spazio per andare a Lui e portare il nostro lamento, perché il Signore sa che ne abbiamo bisogno per vuotare il nostro cuore davanti a Lui di quelle cose che ci stanno dando dei pesi. E quando noi lo facciamo, proprio perché sono dei salmi, fratelli e sorelle, salmi interi di lamento, il Signore ci insegna che quando lo facciamo, specie quando lo facciamo insieme, si chiama lode e adorazione. Il che è incredibile, perché teoricamente pensavo ai miei primi passi di fede che la lode e l'adorazione fosse cantare semplicemente delle lodi a Lui, cosa che è. Ma c'è anche di più, il Signore ci dà l'opportunità persino di cantare un lamento a Lui. Cantare fino a quando, Signore, dovrò resistere a questo? Fino a quando, Signore, devo aspettare la tua guarigione? Noi possiamo farlo, la parola di Dio lo dice, e Lui la chiama lode e adorazione. Perché? Perché ci stiamo relazionando con Lui. E lo facciamo con il cuore aperto. Perché quando soffriamo perdiamo tutti i filtri, perdiamo tutte le maschere e andiamo a Lui per quello che siamo. Portiamoci a casa questa sera questo, senza dubbio. Il nostro Signore ci ascolta, c'è uno spazio in cui noi possiamo andare a Lui anche con il lamento. Lui è lì, Lui ci ascolta, Lui opera anche nei posti più impensabili. Amen. Stasera vi porto il saluto ovviamente della quella parte del corpo di Cristo che sta soffrendo. Porte Aperte si occupa di questo, di servire i perseguitati, per estendere la gloria di Dio nei luoghi più ostili al Vangelo, quindi per dare l'opportunità alla Chiesa che sta per scomparire, sì, in quelle parti del mondo dove c'è maggiore persecuzione, per dargli l'opportunità invece di fiorire nel mezzo della persecuzione e di estendere la sua gloria. Fiorire per che cosa? Non solo perché stiano bene, perché questo che stiamo facendo stasera non è solo perché io stia bene, ma è perché possiamo fiorire. Come fioriamo noi? Fin dalla Genesi è piena la parola di Dio del mandato che il Signore dà a noi. Fin dalla Genesi, coprite
questa, moltiplicatevi e coprite questa terra. Di che cosa? Della sua immagine e della sua somiglianza, cioè della sua gloria. Il nostro compito è andare nel mondo ed estendere la sua gloria. Qui a Castelfranco fino all'estremità della terra. E il Signore lo sta facendo. E il Signore lo sta facendo. Amen. È così. Ho letto da un teologo che disse questa cosa interessante, disse passatemi questa cosa qui, fratelli e sorelle, ma 2000 anni fa voi aveste scommesso, lo so che i cristiani non scommettono, ok, va bene, ma passatemi questo, diceva, avreste scommesso su 12 scagnati ragazzi o sull'impero romano? Chiaramente, insomma, è facile, al tempo avresti scommesso sull'impero romano. Eppure oggi chiamiamo i nostri figli Matteo, Marco, Giovanni, e chiamiamo i nostri cani Nerone e Cesare, spesso. Sì, è così. E mi è piaciuta tantissimo perché alla fine ha ragione, è così, no? Che cosa ha resistito? Che cosa ha toccato le estremità della terra? Il suo messaggio, il suo Vangelo e la sua Chiesa. Che buono. Stasera, se puoi mandare le immagini, stasera vi faremo anche un viaggio per vedere come la Chiesa, come l'opera di Dio si sta diffondendo in parti dove teoricamente non dovrebbe esserci, perché c'è grande ostilità al Vangelo. Ci sono paesi dove la persecuzione a causa di Cristo, tutto quello che vi condividerò questa sera è connesso proprio alla identificazione con Cristo, per questo si patisce persecuzione. E vorrei partire proprio da... grazie. Meglio. Vorrei partire stasera da un paese che è il Burkina Faso. Siamo nell'Africa subsahariana, sotto il Sahara, quindi è un paese che Burkina Faso significa paese degli uomini integri o degli uomini giusti. Questa è la traduzione. È un bellissimo paese dove il popolo ha sempre vissuto abbastanza in pace tra musulmani, cristiani, eccetera, ma negli ultimi anni è successa una radicalizzazione, come in altri stati lì vicino, il Mali, il Niger, eccetera. E il 40% del paese, del Burkina Faso, oggi non è più in mano al governo, ma in mano a gruppi estremisti o gruppi criminali, e questo significa che non è più sicuro, e significa anche che molte chiese, molte comunità cristiane sono state attaccate. Questo è il pastore Soré, con la moglie e i 2 bambini, e dalla Burkina Faso, dalla parte nord-est, è dovuto scappare perché hanno attaccato la sua chiesa, hanno attaccato lui, anche lui è stato ferito, alcuni fratelli sono stati uccisi nell'attacco, e lui con l'intera famiglia e con buona parte della comunità cristiana di quella zona è dovuto scappare piano piano in zone più sicure. Io l'ho incontrato in una zona, in una città che ormai è definita nel nord-est il limite del governo, ok? Quindi sta perdendo territorio il governo ed è in mano a queste bande di terroristi e di estremisti, e questa città ormai è al limite. Qualche mese prima tutta la zona era tranquilla, oggi invece diciamo l'estremismo sta lambendo anche quell'area. Attorno a quella città, che era una città di se non ricordo male 180-200.000 abitanti, una città africana, okay, non Vicenza o non Castelfranco, okay, quindi diversa, immaginatevi di essere lì insieme a loro. In realtà attorno alla città c'erano circa 1,5 milioni di sfollati. Quindi immaginatevi 200.000 abitanti più 1,5 milioni che arrivano, che scappano da queste zone. Capite che è una roba sproporzionata e impossibile da contenere. E c'erano 40 o più campi profughi improvvisati, alcuni, altri gestiti, eccetera. E il pastore Soré era in uno di questi. Era in uno di questi con uno dei suoi, con sua moglie e i 2 bambini.
Vai pure avanti per favore con l'immagine. Però quando l'ho trovato era questa la sua famiglia. Era un po' aumentata, per così dire, perché molti delle persone che scappano dalle zone, dei cristiani che scappano da quelle aree radicalizzate, molti di loro sono bambini, avvengono questi attacchi nei villaggi, colpiscono spesso i genitori, i bambini scappano e quindi si trovano a vagare alla ricerca di aiuto e si uniscono in gruppetti e arrivano proprio in gruppetti vicino alla città, in questi campi, cercando cibo, magari dopo giorni che camminano. Bambini piccoli, perché ce ne sono di piccolissimi, o di 7, 8 anni, 10 anni, così, si accodano ad altri gruppi, però non hanno più i genitori, non li trovano più in alcuni casi e magari sono semplicemente sfollati da altre parti e ci vorrà molto tempo per riunirli, in altri casi non ce li hanno più perché sono stati uccisi. Il pastore Sorelli li accoglie, ma ovviamente lui ha perso tutto perché è uno di loro e quindi li accoglie. Dietro si vede queste tende fatte di sacchi, eccetera. Era la sua tenda che è diventata un orfanotrofio sostanzialmente, dove lui e la moglie accoglie questi bambini. Adesso sono 23, almeno l'ultima volta che ho controllato erano 23, già un mese fa, ma aumentano, poi alcuni ritrovano i genitori magari, quindi li riuniscono. Lui li accoglie perché lui è stato un bambino, anche lui in qualche modo rigettato e mandato per strada. Perché? Perché il pastore Sore era musulmano, era figlio di una famiglia, di un uomo che aveva 2 mogli e molti bambini, e da una moglie aveva avuto solo un bambino, ed è la mamma di Sore. E questa donna si è avvicinata al Signore perché ha sentito il Vangelo predicato da alcune donne e si è convertita. E siccome si è convertita, il marito lo ha scoperto, l'ha picchiata, le ha intimato di tornare alla fede dei padri. Lei è rimasta... No, grazie. Ok, per indicarlo. Fantastico. Okay. Lui è Sore, e vedete anche la moglie. E siccome non poteva stare in casa una donna che non tornasse alla fede, e lei ha deciso di non tornare alla fede dei padri, ma di rimanere fedele a Gesù, è stata rigettata. Quindi c'è stato un divorzio, l'hanno buttata sostanzialmente per strada. Ovviamente quando questo accade si porta via anche i figli che lei ha partorito, perché in qualche modo ha macchiato la genealogia, perché la conversione a Cristo diventa una vergogna per le famiglie allargata, per il villaggio, per la società in cui lei è inserita. Avete mai pensato che la nostra fede possa diventare una macchia, una vergogna nella vita di famiglie? Per molti è così, nel mondo islamico è così, per questo è molto sensibile il mondo islamico a una predicazione che ha meno a che vedere con il senso di colpa e il Dio che punisce il tuo peccato, ma sono molto più sensibile a una predicazione di un Dio che restaura l'onore che hai perso e per cui sei stato rigettato. Sono molto più sensibile a un Dio che cancella la vergogna dalla tua esistenza perché ti accoglie in una famiglia che è molto più grande e che raggiunge i confini della terra di quella da cui partivi. Sono molto più sensibile a questo perché quella è una cultura dove l'onore e la vergogna sono un centro nevralgico della vita quotidiana. E il pastore Soré e la mamma, lui aveva 9 anni, se non ricordo male, sono stati gettati per la strada, è stata lei accolta da dei fratelli, però la vita era difficile, il bambino ha dovuto fare l'elemosina, quindi lui ha vissuto un po' per la strada e ricorda bene cosa fosse doversi muovere alla ricerca di cibo e mendicando sostanzialmente
alle persone. Si è sempre chiesto nel corso della sua esistenza, poi quando è arrivato al Signore, come Dio avesse permesso o che cosa ne avrebbe mai fatto di quella sua dolorosa esperienza di bambino di strada. Quando è successo questo, che sembrava ed è una catastrofe, lui ha visto il perché di quello che ha sofferto e ha detto: "Ma è per questo, perché io li vedo." Questo dice e ripeteva: io li vedo." Una delle ragioni per cui questi bambini diventano dimenticati o se rigettati dalle famiglie perché non utili o perché perseguitati, sono bambini invisibili di cui nessuno si prende cura, no? E lui dice: io li vedo perché ero come loro. Il Signore ha restaurato il mio cuore e mi ha fatto capire che la mia sofferenza aveva un fine. Guardate, fratelli e sorelle, è l'insegnamento di base di Giobbe. La sofferenza nella nostra vita, vissuta appesi al Padre, in fiducia in Lui, ha sempre un peso di gloria. E posso dire con certezza che o di qua, dalla vita, o di là, noi vedremo il perché. Rimaniamo fedeli nei momenti di prova, rimaniamo appesi a Lui, non significa essere imbattibili o sorridere sempre, non lamentarsi mai, eccetera, significa esattamente questo. Ma io ho fiducia in te. Il colpo di reni del cristiano. Vi ricordate in mezzo al libro di Giobbe? Ad un certo punto, letteralmente a caso, nel mezzo delle sue lamentele e del suo lamento dal profondo del cuore, della sua sofferenza, Giobbe se ne esce con una frase che non ha niente a che vedere con quello che diceva prima e con quello che dirà dopo. E la frase è: "Ma il mio Redentore vive." Si chiama il colpo di reni del cristiano. Non ci chiede moltissimo, ci chiede quello. Non so, non capisco, questa cosa qui mi sta, ma io so che tu vivi, ma io so che tu sei il mio Dio. Amen? È questo che basta. Vai pure avanti. I compiti della missione sono questi. Noi aiutiamo il pastore Sole ad accogliere questi bambini, gli diamo cibo, vestiti, che fa parte del sostegno pratico e spirituale, gli diamo quello che gli manca, gli diamo anche formazione ai pastori che ora si trovano magari in un campo profughi e hanno, come il pastore Sore e altri pastori, hanno creato una chiesa dentro il campo profughi, hanno riaccolto magari i fratelli che sono scappati dalla stessa zona, li hanno rimessi insieme e stanno evangelizzando dentro il campo profughi e fuori. Quindi sono diventati una forma di missionari forzati ad essere lì, ma che non hanno intenzione di smettere di portare la parola di Dio. E portiamo aiuto di vario genere, formazione, discepolato, le Bibbie con cui siamo nati come missione. E naturalmente facciamo ricerca e patrocinio. Chi non conosce la mappa della persecuzione che è appesa là, potete riceverla gratuitamente iscrivendovi alla rivista di Porte Aperte. O comunque la potete trovare nel sito. È una mappa di preghiera. Vai pure avanti, per favore. È una mappa di preghiera, ma è un report che ci parla di quanti perseguitati ci sono nel mondo. E stiamo parlando di oltre in realtà 380 milioni di cristiani che sperimentano almeno un livello alto di discriminazione e persecuzione a causa della loro fede in Cristo. Quindi non per le guerre, non per le carestie, non per le difficoltà, che ce ne sono tantissime in questo mondo, in alcune parti più di altre, ma perché credono in Cristo Gesù, perché vivono Cristo. Una delle cose che facciamo è quella di presentare alle istituzioni queste ricerche, le presentiamo anche in Parlamento, e una delle domande che più volte mi hanno fatto anche alla Commissione Affari Esteri, ti fanno queste domande, ok? Ed è la domanda del: ma se smettono di parlarne, se smettono di fare proselitismo, potrebbero abbassare il livello o no, cancellare la persecuzione in molti casi. La nostra risposta è sempre la stessa ed è quella che dareste anche voi. Devono smettere allora di essere cristiani. Perché per molti non è
non è concepito, sembra una cosa, è diventata una cosa così sulla sfera personale, la fede, che è una roba che ti devi raccontare a te stesso o con un gruppo di amici ristretti dentro un posto chiuso. Ma Gesù non ha detto così. Gesù non ha detto così. E noi siamo cristiani perché seguiamo Cristo. Perciò non smetteranno e la persecuzione negli ultimi anni non è diminuita, ma è cresciuta notevolmente. Un cristiano su 7. Vai pure avanti. Questa è la mappa della persecuzione. Sono le prime 50 nazioni dove più c'è persecuzione al mondo e sono paesi per cui pregare, passarli in rassegna. È una mappa missionale perché mentre preghi magari il Signore ti mette un peso di preghiera per quel paese o magari ti mette un peso missionale per quel paese. Chi lo sa, a volte accade, no? Ma è anche una mappa che, vi ho detto, dà informazioni concrete, vai pure avanti. Raccogliamo informazioni, produciamo ogni anno un report di 2500 pagine che converge in quella mappa. E dietro c'è una metodologia di ricerca scientifica approvata da un istituto di ricerca esterno che si basa su un principio biblico che è questo: siccome ti identifichi con Cristo, per questo patisci discriminazione e persecuzione. Cioè non basta che vivi in un certo posto, ma è l'identificazione che tu hai con Gesù che crea il problema. Questi dati sono collegati a quello, a quell'identificazione con Cristo. 4.476 cristiani uccisi. Si legge, sì, più o meno, 7.600 più chiese o edifici pubblici significa cliniche, ospedali cristiani, distrutti, confiscati o saccheggiati. Io ho visto chiese trasformate in stalle dagli estremisti, quindi con le mucche dentro. Okay. Oltre 3.900 cristiani abusati sessualmente. Ovviamente stiamo parlando della stragrande maggioranza di donne, perché, lo abbiamo detto stamattina, la violenza sessuale è un'arma, ed è un'arma in particolar modo nell'Africa subsahariana, non solo lì, okay, però oggi vorrei in questo periodo stiamo attirando l'attenzione a quello che sta accadendo alla Chiesa nell'Africa subsahariana, per cui vi chiedo davvero preghiera, perché una dei metodi per fiaccare, spaventare, terrorizzare, avvelenare le comunità è violare le figlie, perché è qualcosa che spezza in due intere famiglie, intere comunità, e c'è un lavoro da fare su di loro poi che è molto lungo. Una delle cose che fa a porte aperte è la cura pastorale, la cura del trauma, sia di queste sorelle, ma anche delle vedove, degli orfani. 4.700 arrestati, 3.700 rapiti per riscatto o per riduzione a schiavitù, quindi soprattutto donne magari ridotte a schiavitù, schiave sessuali o schiave di vario tipo. E poi oltre 28.000 attività e case, attività economiche e case distrutte. Questi sono dati, fratelli e sorelle, di base, di partenza, perché sono dati molto conservativi, perché quando è stata una scelta fatta sin dall'inizio, noi non racconteremo una cosa che non siamo in grado di dimostrare, piuttosto quando abbiamo dei dubbi diciamo no, non, non lo conteggiamo. E quindi i nostri dati sono proprio di base conservativi, ma in realtà il fenomeno della persecuzione dei cristiani è da qui in su, è molto di più. Però almeno questo possiamo dire che è così, perché magari potrete sentire poi oggi nei social, puoi sentire di tutto di più. 100.000 cristiani all'anno uccisi, eccetera. No, io vi chiedo, rimanete su questo, pregate per questo, perché di questo c'è certezza. Grazie. Lei invece è un'altra testimonianza che vorrei portarvi stasera, perché vorrei chiedervi proprio di pregare, di lasciarvi un peso di preghiera per non solo il Burkina Faso, ma anche la Nigeria del Nord e i paesi lì attorno dell'Africa subsahariana. Afordia è una sorella che viene dalla Nigeria del Nord-Est. La Nigeria è un paese
grande, cristiano per la gran parte, ma nella parte nord non è cristiano. Ci sono stati della Nigeria, perché è una repubblica federale, come gli Stati Uniti per capirci, nella parte nord che sono a maggioranza islamica e dove la Chiesa è sotto attacco da vari punti di vista. La Nigeria è il posto del nord, sto dicendo, è il posto dove più cristiani vengono uccisi ormai da tanti anni. Solo l'anno scorso oltre 3.000, ma anche le violenze contro le donne e contro anche gli uomini. La Fordia è una sorella che è venuta quest'anno con noi in Parlamento a presentare la sua testimonianza di fronte alle istituzioni e ai media. Ha fatto 5 giorni di viaggio perché la zona in cui lei vive è una zona dominata dai Boko Haram. I Boko Haram sono un gruppo terroristico radicalizzato, e è venuta e ha raccontato la sua storia. Lei è madre di 5 figli, sposata con un uomo che era un pastore. Nel giorno in cui hanno attaccato il suo villaggio, lei e suo marito stavano fuori città. Appena è suonato il cellulare e gli hanno detto che stavano attaccando il villaggio, con la macchina sono andati verso il villaggio perché avevano i figli lì e volevano trarli in salvo. Sono stati fermati da un posto di blocco, e il posto di blocco erano persone in uniforme, ma in realtà erano estremisti, terroristi dei Boko Haram. E li hanno fatti scendere e hanno chiesto al marito se lui fosse un musulmano o un infedele. E il marito, il pastore, ha risposto: non sono musulmano e non sono un infedele. Io sono un cristiano e io sono un figlio di Dio. E gli hanno sparato sul posto. Ed è morto lì, sull'angolo di una strada. E poi si sono girati verso di lei e le hanno chiesto se sei una musulmana o sei un infedele. E lei ha chiuso gli occhi e ha risposto: io sono una cristiana, io sono una figlia di Dio. E quando ce l'ha raccontato ci ha detto: io ho semplicemente rimesso la mia anima al Padre. E ho detto: se è oggi, che sia oggi. E poi una voce da dietro ha urlato: lascia andare la donna, ed era uno dei Boko Haram, che per qualche ragione ha deciso di lasciarla andare. Lei se n'è andata in stato di panico, ha detto che l'hanno fatta salire nell'auto, lei ricorda che le hanno caricato in auto una donna con 2 bambini, ricorda questo, e ha iniziato a guidare, e ad un certo punto, dopo un po', ricorda di aver accostato perché non riusciva più a guidare, era in stato di shock, quindi non si ricordava più come si guidava, tremava, quindi era in palese stato di shock. È scesa e ha iniziato a camminare a vuoto. Camminerà per giorni, arriverà in un villaggio in cui verranno raccolti quelli che scappavano dal suo di villaggio, e dopo alcuni giorni troverà i figli, perché anche i figli in vie diverse e ognuna delle loro storie è bellissima. Il Signore li ha riportati insieme a ricongiungersi. Solo un mese dopo è potuta tornare, non lei in realtà, è tornato, se non ricordo male, son tornati dei fratelli, hanno trovato il corpo del marito e l'hanno seppellito solo un mese dopo. Da tutto questo non si guarisce, si potrebbe dire. Non c'è non c'è senso, è un buco nero nell'esistenza di una persona. Ma il Signore opera in maniere che sono incomprensibili. A Fordi ha fatto un percorso di cura pastorale dei traumi con porte aperte, con altre vedove, e lei è arrivata alla fase importante e centrale di questo percorso di guarigione, e questo è un profondo insegnamento per ciascuno di noi, e la parte centrale è il perdono. Perché quando arriva il perdono, quello vero, nel cuore delle persone, qualcosa cambia, una guarigione entra. E lei ha perdonato, ce lo ricordiamo, chi doveva perdonare, no? Doveva perdonare chi ha ucciso davanti ai suoi occhi l'amore della sua vita. Okay, questo
le è stato chiesto. Questo le ha chiesto il Signore per dirci quanto radicale può essere la fede nel nostro Signore Gesù e quanto Lui ci chieda. Se c'è qualcosa, se c'è qualcuno che non hai perdonato, se lei ha perdonato, tu puoi perdonare. Io posso perdonare. Non posso lasciare in sospeso cose, relazioni nella mia esistenza, quando il Signore fa questo. Loro sono un esempio per noi, per tutte le volte che trasciniamo relazioni perché abbiamo troppo orgoglio per dire quella parola. E dal momento in cui lo ha fatto, qualcosa si è sbloccato nella sua vita, come sempre accade, e lei oggi insegna ad altre donne. Lei oggi cura altre donne che passano attraverso le violenze che stanno accadendo là. Oggi è mamma di tante, è sorella maggiore di tante, e questo è quello che fa il Signore con le nostre sofferenze e con il male che c'è in questo mondo. Il Signore non lo cancella oggi il male, lo sappiamo, no? Quello è quello che verrà dopo. Con la sua venuta, né morte, né notte, né lacrime, Apocalisse è chiaro in questo, amen? Ma qui ci sono. Questo mondo è spezzato, questo mondo è rotto, le sofferenze ci sono, ma ciò che promette non solo è la sua presenza, che noi diciamo spesso, ma è anche che queste sofferenze vissute appese a Lui, in fiducia a Lui, avranno un peso di gloria, avranno cioè un significato e un senso. E noi siamo il popolo che può andare nel mondo a dire no, ciò che ti sta accadendo, la sofferenza che stai vivendo non è pura sventura, perché là fuori è pura sventura, è pura sfortuna e basta. Ti è capitato a te, mi spiace. Per noi non è così. Noi sappiamo che per quanto sia inspiegabile e terribile quello che sto vivendo, nelle mani del mio Dio sarà trasformato in un frutto di bene. Come per il pastore Sorè e questi bambini, come per lei e queste donne e i bambini che cura poi attraverso queste donne, perché una mamma restabilita è una mamma che cura i propri figli e le proprie figlie. Dio è buono, Dio lo fa e continua a farlo. Ci crediamo? Ci crediamo per le nostre sofferenze. Amen. Amen. Vai pure avanti. Ok, questo ve l'ho già detto. Vi posso chiedere di riaccendere le luci? Ho paura di addormentare più gente possibile oggi. E posso chiedervi di alzarci in piedi e di avere un momento di preghiera per loro? E vorrei chiedervi se una donna, posso chiedere a una sorella di alzare la propria voce in mezzo all'assemblea e di pregare per le donne, per le vedove e in particolar modo per i bambini nell'Africa subsahariana, per le nostre sorelle e i bimbi dell'Africa subsahariana. Grazie. Preghiamo insieme. Grazie Padre. Signore, abbiamo sperimentato le nostre vite. Signore, tu puoi per queste mamme, per queste ragazze, per questi bambini, papà. Tu hai il balsamo che scende dal cielo.
Signore, l'amore del tuo figliolo. Quando tu apri i nostri occhi e ci fai vedere quell'amore sulla croce, papà, tu ci guarisci nel profondo del Grazie vino. per l'amore. Signore, veramente ci rendi capaci, Signore, di portare questo balsamo anche agli altri. E noi ti ringraziamo per il miracolo che c'è nella sofferenza vissuta in te, Signore. Quel peso di gloria, Signore. Di dare a te la gloria e l'onore di tutte le autorità nella nostra vita. E aiutare gli altri, ti preghiamo per queste mamme, per questi bambini, per queste ragazze, anche per questi mariti, per questi uomini, Signore. Papà, grazie di quello che stai già facendo e che noi vediamo. Grazie nel nome di Gesù. Amen. 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 Sediamoci pure. Grazie. Grazie sorella. Andiamo alla parola di Dio, a un messaggio dalle scritture che ho condiviso anche stamattina e spero sia di benedizione per qualcuno di noi, come lo è stato per me. Prenderemo un passo da Ebrei, dalla lettera agli Ebrei, autore sconosciuto, potenzialmente Paolo, non lo sappiamo con certezza. E prima di leggere dal capitolo 5 della lettera agli Ebrei, vorrei fare una premessa e vorrei chiedervi se avete mai sentito l'espressione fare pace con i propri limiti. È un'espressione, probabilmente ci riflettevo stamane, un po' più moderna. Significa sostanzialmente accettare i propri limiti, no? E credo ci sia della saggezza nell'accettare i propri limiti. È una via per la crescita. Al tempo stesso c'è un lato oscuro di questa affermazione e di questa idea di accettare i propri limiti. Se viene spinta troppo in là, può portarci al fatalismo, all'immobilismo, a una delle frasi più tremende che potete sentirvi dire nell'ambito spirituale. Sono fatto così. Questa roba qui è per me, sono fatto così e tocca a me essere felice. Ok, sono due robe che spiritualmente ti riportano a neonato. È come se facessi proprio un salto indietro nel tempo in fasce ancora, spiritualmente. Amen. Sono fatto così è proprio l'idea superficiale dell'esistenza. Non riesci ad andare oltre al come sei, ok? E la ragione è perché vivi qui in cima, spiritualmente sopra il margine dell'acqua, boccheggiando, e non riesci ad andare in profondità, o non vuoi soprattutto ad andare in profondità delle relazioni con gli altri, soprattutto con Dio, secondo me, perché c'è proprio una pulsione spirituale di non crescita, quando diciamo sono fatto così, sono fatto così, sono fatto così. Se te lo senti ripetere tante volte, il club di quelli che lo ripetono è ampissimo, tutti lo abbiamo praticato, non c'è nessun problema, però è un campanello d'allarme, ok? Fermiamoci e diciamo aspetta, l'ho detto, vi ho messo ansia. Okay. Però al di là di questo lato oscuro del fare pace con i propri limiti, di accettarli, che ci può spingere lì, no? Fino a dire io sono fatto così, ok? In sé l'affermazione ha una sua sapienza. Accettare i propri limiti è veramente importante per la crescita. La nuova vita in Cristo, il proposito che Dio ha per la tua vita, partono dai tuoi limiti. Partono esattamente da lì, partono da dove finisci di avere il controllo. È lì, da quel punto in poi, che vedi quanto il Signore opera e come opera in maniera più chiara. È chiaro che opera anche all'interno dei tuoi limiti, è evidente, ma per noi diventa più visibile dal momento in cui sperimentiamo il limite.
Perciò uno degli insegnamenti del passo di stasera che leggeremo insieme e che dobbiamo portarci a casa è che che i limiti sono un dono. Nella Chiesa primitiva veniva chiamato dono dei limiti. Oggi che viviamo nell'epoca del puoi fare sempre di più o meno, ok? Sembra una stortura, ma in realtà per la sapienza biblica il mio limite è un dono che il Signore mi fa. Chi ce lo insegna meglio sono i bambini. Quindi stasera andremo a parlare proprio del nostro bisogno dei bambini. La Genesi afferma che l'uomo lascerà padre e madre per diventare una carne sola, una cosa sola con la donna. E in questo diciamo, mandato che il Signore lascia in Genesi c'è una profonda saggezza da tanti punti di vista. Quindi l'avrete sentito predicare in tanti modi, ma una delle cose su cui vorrei focalizzarmi stasera è che una delle saggezze che c'è in questo mandato sta nel fatto che il Signore ci chiama ad un certo punto di diventare padri e madri di qualcuno. Si lascia il proprio padre e madre per spingerci a diventare padri e madri di qualcuno, non più figli che chiedono, ma genitori che danno. No? Spiritualmente è un passo cruciale nella crescita del discepolo, ma lo è anche nella crescita degli esseri umani che pensano che non ci sia uno spirito. Okay? Anche per chi non crede, è un passo essenziale questo per capire dove iniziamo e dove finiamo, per crescere, anche per chi non crede. Perché la parola di Dio contiene una saggezza che è per tutta l'umanità, che lo si capisca o meno, e questo step di crescita, dell'abbandono, del lasciare, del crescere, dell'afferrare l'idea di essere padri e madri, vale per tutti gli esseri umani. È una legge di vita, no? Si può definirla così. È un passo spirituale, ma è una legge di vita. Ma a questo punto dobbiamo essere onesti, e lo dicevo stamane, e dirci che è evidente che questo passo, questa legge di vita è stata dimenticata da molti, si è inceppata nella vita di molti. È un'epoca di eterni adolescenti che stiamo vivendo. Ci sono uomini e donne che non vogliono avere l'età che hanno. Cioè ci sono delle prime evidenze che il Signore ci chiama a vivere, ok? Che è una delle quali è l'età che hai. Esci dal vortice, nel senso, se mi alzo al mattino, io ho 51 anni, mi alzo al mattino e mi innervosisco per quello che vedo nello specchio, mi sto innervosendo perché sto inseguendo un'ipotesi di me che era quello che ero 20 anni fa. Ma allora il Signore dovrebbe, con pazienza, attraverso il suo Santo Spirito, scendere verso di me e dire: amore, c'hai 51 anni, sveglia. Tesoro, vabbè che ti sei appena svegliato e io ci metto un po', ok? Però le prime evidenze, le cose evidenti dell'esistenza, ma per alcuni si è inceppata. Cioè, si è inceppata questa cosa qui, viviamo un'epoca di eterni adolescenti, è davanti ai nostri occhi, però lo è fuori, ma dentro anche la Chiesa, è in noi questa cosa qui, ci sta solleticando, non ci sta facendo vivere la stagione che stiamo vivendo, non ci sta facendo diventare adulti. Tanti figli dentro le chiese, tante pecore, tanti cuccioli, pochi padri, pochi pastori, pochi adulti. Ci sono ricerche sociologiche che spiegano e dicono come mai ci sia una crisi di leadership nel mondo. L'avete mai sentito nei giornali? C'è una crisi, mancano leader politici, mancano leader nell'industria, mancano leader, ok, dappertutto. E girando le chiese, io l'ho sentito dire spesso, mancano responsabili, mancano pastori per la nuova generazione, per esempio. Ok? Non credo che sia solo qui. Non credo che sia solo nel Veneto, so benissimo che è oltre e che è tipico in una parte di questo mondo. E in Italia è così. Però credo si sbaglino quando dicono che mancano dei leader o dei responsabili. Credo che manchino degli adulti. Credo che manchino proprio degli adulti, uomini e donne che hanno capito
come la Bibbia ci spiega, che dobbiamo diventare maestri di qualcuno, dobbiamo diventare padri e madri di qualcuno ad un certo punto. Ed è una legge della vita, non è una questione solo di età anagrafica, non è quello, è una legge dell'esistenza che Dio ha immesso quando ci ha creato e ha immesso in questo mondo e che noi dobbiamo afferrare. Ebrei al capitolo 5, al versetto 12 e 14, è il passo di stasera, che ci aiuta meglio a capire di cosa stia parlando il Signore quando ci dice che dobbiamo lasciare padre e madre, che dobbiamo crescere in qualche modo. Sentite l'autore cosa dice. 5:12 dice: infatti dopo tanto tempo dovreste già essere maestri. L'ultima volta che ti sei definito maestro? Ok. Invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Insegnati, dice, perché nella parola di Dio, la parola insegnare non è quello che sto facendo io adesso, non è solo quello. Insegnare è ciò che ne farete voi di quello che io ho detto. Quello, cioè la pratica degli insegnamenti. Ed è chiarissimo, Gesù poi la spiega in 1000 modi, è ciò che noi percepiamo e pratichiamo di quello che Lui ci comanda. Quello è l'insegnamento. Più avanti lo dice chiaramente. Dice vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Ne avete ancora bisogno di sta roba qua. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza, dice. Non dice non ha comprensione. Dice non ha esperienza, cioè non le sta praticando le cose. E dice non ha esperienza della parola di giustizia. Cioè la senti magari, ma non la pratichi, non ne fai esperienza per te. Perché è bambino, dice. Ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso che ne fanno, cioè dell'uso delle dottrine che impariamo in chiesa, dell'uso dei versetti che citiamo e postiamo in internet, dell'uso che ne fai, hanno le facoltà esercitate a discernere il bene e il male. È l'uso che ci porta, è l'uso dei suoi comandamenti che ci porta a discernere il bene e il male. L'autore qui ci sta invitando a una crescita spirituale, è evidente. E guardate, lo dicevamo stamane, il discernere, cioè il discernimento tra bene e male, è una delle cose che manca oggi, è evidente, no? Oggi è tutto relativo, no? Cioè, ma sì, quello che dici te è la tua verità. È l'epoca delle opinioni, non è più l'epoca dei fatti, giusto? Ma Dio continua a chiamarci alle verità e ai fatti. E discernere è l'attività che deve fare l'uomo e la donna maturi, i padri e le madri. Discernere significa sezionare sostanzialmente, tagliare. È un'attività sacerdotale, è quella che faceva il sacerdote sull'altare. È prendere una roba, tagliarne dei pezzi perché quelli non vanno in cima all'altare e mettere ciò che va bruciato sull'altare perché è Dio che lo comanda. Questo fanno i sacerdoti e discernimento è questo, tagliare quello che dalla mia vita il Signore dice no buono, lo butto via e sull'altare della mia esistenza brucio quello che Lui mi chiede. Discernimento è un'attività sacerdotale che è richiesta a tutti noi. In che contesto Dio, anzi lo scrittore ispirato dallo Spirito Santo dice queste cose? Le dice per avvertirci, ne sta parlando del sommo sacerdote Gesù Cristo, ok? Tutto il passo in sé parla di questo e di come lui simpatizzi con noi, è bellissimo. Guardatevelo, studiatevelo, leggetevelo, vedrete l'umanità, la divinità di Cristo in poche parole, pennellate così via, come se fosse facile, di una profondità incredibile. Ma è anche un invito, quello che sta facendo, soprattutto in questi passaggi, a stare attenti ai pericoli di apostasia, cioè di perdita della fede. Ci sta dicendo che non crescere, cioè non fare il salto a diventare padri e madri e rimanere bambini, non è un problema perché rimani bambino.
perché i bambini sono anche belli, ok? È un problema perché potenzialmente perderai la fede. È un problema di apostasia. È un problema che nel momento in cui arriveranno le prove nella tua esistenza, le sofferenze, le difficoltà, sarai tra i primi a scappare e a dire ciaone al nostro Signore. Quindi è grave quello che sta dicendo. Sta dicendo che se là fuori, se questa che stiamo vivendo è un'epoca in cui le persone non fanno il passo di crescita o non vogliono farlo perché pretendono di rimanere eterni bambini e noi stiamo seguendo quella filosofia di vita, noi perderemo la fede venendo in chiesa e cantando le lodi. È terribile. E in circolazione c'è un sacco di persone che sono radicali nell'insegnamento delle dottrine cristiane e zero radicali nello stile di vita cristiano. Ed è abbastanza evidente, perché poi noi siamo anche la generazione, noi, quelle persone qui dentro, siamo la generazione che nel cristianesimo hanno più accesso alla conoscenza biblica e hanno più risorse economiche della storia del cristianesimo. Perché noi abbiamo internet e possiamo accedere a qualsiasi tipo di informazione gratuita. Non dobbiamo neanche pagare, ok? Quando in alcune parti del mondo e nella parte della storia della Chiesa si è morti per la parola di Dio e si muore per averla. Noi gratis, ricchi, benessere, democrazia, tutto a portata di mano e non facciamo lo step di crescita. È terribile questa cosa qui. Qui ci sta ammonendo e ci sta dicendo state attenti, perché è proprio in Occidente che sta accadendo questo, è proprio anche in Italia. Qual è la Chiesa che sta crescendo? Se sovrapponete le ricerche di dove sta crescendo il cristianesimo alla mappa della persecuzione, scoprirete che nei paesi dove c'è opposizione, discriminazione e persecuzione, la Chiesa cresce. In Occidente, compresa l'Italia, staziona. E staziona, cioè rimane così, stabile, perché ovviamente c'è l'immigrazione. Quindi in Occidente, in Italia, arrivano gli immigrati che sono già cristiani, per cui il numero di cristiani in Italia rimane stabile. È interessante sta roba qui? No, non è interessante la parola giusta. È un'altra parola. È orribile. Vuol dire che non stiamo trasmettendo la fede. Vuol dire che ci manca qualcosa o vuol dire che forse siamo ancora bimbi. Per questo l'incontro di stasera, guardando i perseguitati, non è un gesto di compassione che facciamo nei confronti dei nostri fratelli e sorelle nella persecuzione. Ma l'incontro che facciamo stasera è un gesto di compassione per i miei fratelli e sorelle nella persecuzione, unito a un bisogno nostro, bisogno profondo, spirituale nostro, di capire come stiano crescendo loro. Perché così non c'è futuro. Se non capiamo dalla parte del corpo di Cristo che sta crescendo, l'ha sempre fatto la Chiesa, il corpo di Cristo ha sempre agito così. C'è una parte che sta meglio e che spiegherà all'altra come stare meglio, perché Dio ha dato tutto quello che serve dentro il suo corpo. Quindi zero pensieri, zero paure, zero ansie, c'è tutto quello che ci serve. E allora il mio invito è guardare a loro per capire che come possiamo fare questo step di crescita. Perché loro sono affamati, ma non stanno mangiando latte, non stanno bevendo latte, mangiano bistecche quotidiane, spirituali, e una delle ragioni è quello per cui abbiamo pregato all'inizio, la sofferenza. La loro comprensione della teologia della sofferenza al centro della parola di Dio, del perché Dio abbia scelto la morte, come invitava il pastore, di suo figlio per salvare l'umanità. Ma fallo in un altro modo, salva in un altro modo. No, perché nella sofferenza c'è un profondo insegnamento di redenzione. E noi in Occidente, noi in Italia, dobbiamo riscoprire questa verità biblica. Quando stai patendo sofferenza, non è il momento semplicemente dello sconforto, è il momento dell'apprendimento, è il momento della crescita,
È il momento in cui Dio ti mostra dove finisci, perché diventi impotente. Il dono del limite. Ma oltre il limite che cosa c'è? La sventura è il nulla. C'è Lui. Paolo dice in te, in Lui noi ci muoviamo, noi respiriamo, noi siamo. E dobbiamo afferrarlo più in profondità questo. E i perseguitati sono lì, quello che ha vissuto quella sorella. Perdono degli assassini, perché lei ha dei volti, per me non sono nessuno. Ma lei li ricorda bene, ricorda quei volti e ha perdonato quelle persone. Si può, sì che si può. E allora vale la pena chiedercelo, mancano adulti nella fede? Sono adulto nella fede, indipendentemente dall'età che ho. Per un figlio la vita è un'esperienza, no? La vita è esperienza, o experience direbbero i più giovani. Per il genitore la vita è responsabilità, o senso del dovere direbbero i più anziani, no? Allora le esperienze servono a scoprire il mondo, vero? Ci aiutano a scoprire il mondo. Il bambino fa così, gattona scoprendo, facendo esperienze, mettendo in bocca tutto quello che c'è, lo mette in bocca per scoprirlo, perché è la fase orale, dicono gli psicologi, no? Per scoprire il mondo usa la bocca. Diciamo sempre sono i dentini, sì, ma in realtà è anche per scoprire il mondo, per assaggiarlo. È la tipica fase orale del bambino. Però noi non possiamo fermarci lì a 50 anni. La vita non è solo quello che mangi, che bevi, che accumuli, che consumi. Non è solo quella roba lì, è molto di più di questa. Deve succedere qualcosa anche là fuori. Quando mi dicono, sì, ma tu Dio non l'hai sentito, non l'hai visto. Sì, ma allora tu ti sei fermato alla fase orale dell'esistenza quando avevi 18 mesi? Perché neanche l'amore per tua moglie non lo trovo da nessuna parte, non lo riesco a toccare. Eppure magari daresti la vita per tua moglie. Allora usciamo da questa fase orale e cresciamo come uomini e come donne. Per il giovane l'esperienza e per il figlio l'esperienza è scoprire il mondo. Ma per l'adulto è con la responsabilità che si costruisce il mondo. Se l'esperienza serve a scoprirlo, la responsabilità serve a costruirlo. Qualcuno dovrà costruirlo, no? E quelli sono gli adulti. E allora sentite la saggezza di Genesi. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre. È il percorso naturale di emancipazione. Bisogna lasciare qualcosa per trovare altro, per avere. Bisogna sacrificarsi per crescere. Bisogna donare per amare. La parola di Dio dice che Dio ama un donatore allegro, non perché ci invita a fare le offerte in chiesa. Ah, è tanto poco quella roba lì. Devi fare le offerte perché tutto ti viene dal Padre. La decima, cos'è la decima se ti dà il 100% lui? Dai tutto te stesso a lui. Non è una questione di quanto, come doni, donatore allegro, eccetera. Ti sta dicendo che quando doni, tu ami. E quando ami, a chi assomigli? A lui, perché Giovanni dice che Dio è amore. Quindi quando noi doniamo, amiamo, e quando amiamo, gli assomigliamo. Per crescere bisogna donare, per crescere bisogna sacrificare, bisogna lasciare, per costruire qualcosa. Bisogna assumersi delle responsabilità per costruire. Però bisogna stare attenti, perché la Bibbia ci stimola a diventare padri e madri di qualcuno. Dentro la Chiesa anche. Sei padre e madre di qualcuno? Perché questa è una domanda che viene rivolta a ciascuno di noi, perché non ce ne può essere uno solo. Non funziona così nel corpo di Cristo. Tutti noi siamo chiamati a fare questo step di crescita, però bisogna stare attenti. Perché? Perché non dobbiamo diventare padri e madri a scapito dell'essere figli. Si capisce? Non possiamo diventare padri e madri a scapito dell'essere figli, perché noi rimaniamo figli. Non è
genitori o figli. Quello che noi siamo è genitori e figli. È questo che siamo. Però spesso accade che ce lo dimentichiamo. Spesso perdiamo di vista il fatto che siamo figli. È una cosa che sto parlando ai più grandi adesso, no? L'esercizio duro della vita adulta ci richiede sacrificio, ci richiede impegno, cosa giusta, responsabilità, ci sono sofferenze per costruire qualcosa e questo ci induce a creare una indipendenza. Noi diventiamo indipendenti, abbiamo il controllo sulle cose. Abbiamo iniziato un percorso in cui siamo noi che controlliamo. Non posso più chiedere cibo come un ragazzino, devo procurarmelo. Non posso più vivere alla giornata, devo pianificare il futuro. Non posso più pensare solo a me stesso, devo pensare agli altri. È una crescita sana che sta avvenendo in noi. Però dobbiamo stare attenti perché se ci dimentichiamo, se ci spostiamo con tutto noi stessi là, ci possiamo inacidire, possiamo diventare degli acidi ingobbiti adulti che non hanno perso la gioia di essere figli. Non ce lo sta chiedendo il Signore. E quello che ci aiuterà sono i bambini, in primis. Ci aiutano a riscoprire il valore di essere figli. Gesù dice: in verità vi dico, se non cambiate, non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dice così il Signore. Matteo capitolo 18, versetto 3. Quando il Figlio di Dio ci invita ad assomigliare ai bambini, c'è tantissima roba lì dentro, ok? Possiamo andarci mesi a scoprirla, ma allude anche al nostro recuperare la coscienza di essere figli, di essere piccoli, di essere limitati, di avere bisogno di papà. Ci sta invitando a ricordarci di questo, di recuperare l'idea di essere figli. Se non lo capiamo, dice, sereni, non entri nel regno dei cieli. Sobrio, così, non ci entri. Perché sarai troppo occupato a dominare un mondo che non domini, perché tu sei grande, ok? Non capirai dove finisci e dove inizio io, stai fuori. È così semplice. Quindi uno dei moniti di stasera, del messaggio di stasera, è ricordati che sei figlia. Ricordati che sei figlio. Quindi, e questa è una cosa che io personalmente faccio, prima di dormire la sera, disteso nel letto, una delle preghiere che possiamo fare è: Signore, la mia famiglia, il mio lavoro, questi problemi che ho, il mondo intero sono tuoi, vero? Io sono solo un tuo figlio, sei tu Dio. Sei tu Dio, sei tu che reggi ogni cosa, io sono stanco, devo dormire. Tu non dormi, io sì. Quindi lascio tutto nelle tue mani, che è esattamente dove sta anche prima di essermelo preso, ok? Sta tutto in te, io ci dormo sopra. Grazie papà, ti giri dall'altra parte e dormi. E ha una profondità teologica questa preghiera, abissale, perché è il bambino che prega così. Ed è quello che Gesù ci sta chiedendo di fare, di riappropriarci della dimensione di essere figli. E uno degli esercizi essenziali, e stiamo andando verso la conclusione, uno degli esercizi essenziali che dobbiamo fare, lo abbiamo detto fin dall'inizio, per ricordarci di essere figli e riappropriarci di quella dimensione, è passare in rassegna i nostri limiti. Non è qualcosa che dobbiamo dimenticare, è qualcosa che dobbiamo evidenziare. Christian, fino a lì, io mi ricordo, ti sei spinto oltre, ha riso mezzo mondo, ok? Basta, quello è un limite, scrivilo, ti sta bene, perché da lì in poi, oh no, Signore, è tuo, io devo dormire, io sono limitato, tu operi. Ed è quello che Paolo, sentite, ci dà la prospettiva di Gesù. In Filippesi dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Gesù Cristo, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla croce, alla morte di croce. Amen.
Gesù per essere l'Emanuele spoglia se stesso della divinità e indossa i nostri limiti. E guardate, osservate la vita di Gesù nei Vangeli. Ogni volta che lui sperimenta i suoi limiti terreni, perché lui li sperimenta, no? Giusto? L'abbiamo studiato questo, 100% uomo, 100% Dio, no? Quando li sperimenta sono tutte occasioni di relazione con il Padre. Ogni volta che lui tocca un limite che ha nel suo ministero terreno, sono tutte occasioni di sono figlio del Padre, di andare al Padre, di avere una relazione maggiore con il Padre. Faccio degli esempi pratici. La fame per Gesù su questa terra erano occasioni di chiedere al Padre il pane quotidiano. Ok? Semplice così. Le opposizioni che viveva erano il momento dell'abbandono alla sua provvidenza. Quando tutto il mondo gli veniva contro, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Cerco la tua provvidenza, Padre. Lì in un posto appartato, con te soltanto, ti dico fai tu, papà. Ok? Il dolore che soffriva erano occasioni per cercare la sua presenza. E tutto questo è esattamente quello che fanno i bambini. Perché quando il bambino ha fame, da chi va? Da mamma e papà. Quando il bambino si fa la bua giocando con gli amichetti, perché cade, si fa male al ginocchio, dove corre? Dagli amichetti? Corre da papà e da mamma. Quando il bambino non sa più che cosa fare, perché le opposizioni del suo piccolo mondo lo schiacciano, da chi corre? Tra le braccia di chi va? Di papà e di mamma. Cristo ci sta invitando a praticare l'arte della dipendenza, l'arte di essere figli. Dobbiamo ricordarlo perché a volte come adulti ce lo dimentichiamo. Stamattina dicevamo, non siamo noi che dettiamo le regole di questa esistenza. La realtà non ci obbedisce, entriamo a partita iniziata in questo mondo, no? Eri in panchina, la partita già durava da tempo, ti chiamano dentro e giochi per un periodo. E su quest'arte i bambini sono insegnanti naturali. Non a caso, fratelli e sorelle, in conclusione, nella prima parte della nostra vita spirituale, la nostra attenzione è sempre rivolta verso il non cadere. Bisogna stare attenti a non cadere, a non commettere errori. Questa è la prima parte del nostro percorso spirituale. Ma quando diventiamo più adulti, ma quando diventiamo anziani spirituali, il nostro focus non è più non cadere, il nostro focus è stare con il Padre. Non voglio stare distante da Lui neanche un attimo, perché ho bisogno di Lui. Quando scopri i nonni divertirsi con i nipoti, come mai avevano fatto con i figli, sospetto che sia un naturale istinto a tornare bambini, sì, senza dubbio, questo lo spiega a volte la psicologia, ma sospetto sia piuttosto una pulsione spirituale a riappropriarsi dell'idea che siamo anche figli. E questo preparerà ciascuno di noi, quando gli anni passeranno, preparerà persino alla morte, che è il segno ultimo della nostra impotenza, perché lì non possiamo fare nient'altro. E da chi va il bambino quando non può fare nient'altro, se non da suo papà? E ricordiamocelo, com'è il nostro papà nella parabola del figlio prodigo? Come ci aspetta in ogni circostanza e persino nell'ultimo respiro della nostra vita, a braccia aperte, per accoglierci. Allora i bambini hanno bisogno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno dei bambini. E anche stasera voglio concludere con questo appello. La persecuzione distrugge questo circolo virtuoso e sta creando un esercito di orfani, come avete visto. Un esercito di orfani. È un dovere nostro, è un dovere biblico quello di soccorrerli, ma è anche un bisogno, non solo loro, ma è anche un bisogno nostro per crescere. Dio vi benedica.
Grazie Signore. Gloria al tuo nome. Grazie Signore. Signore, grazie per la tua parola. Veramente. Signore, ci aiuti a essere adulti e bambini, entrambi le cose. Non possiamo scegliere una o l'altra perché non ci troveremo bene. Dovremmo essere equilibrati in questo. Ora abbiamo i bambini che canteranno un canto per la gloria di Dio, chiamali pure. Magari mentre vengono su vi posso dare 2 annunci, anzi ne ho 4 o 5 da dare. Vediamo se arrivano subito, altrimenti ve li do. Intanto vi dico questo, domenica avremo la cena del Signore, avremo la Santa Cena, quindi vi invito a partecipare, a essere presenti. E venerdì 14, segnatevi questa data, avremo un'assemblea di chiesa per presentare i bilanci di questi ultimi anni, le entrate, le uscite, come sono stati usati i soldi. Non ci saranno votazioni perché non è ancora il giorno, non è ancora l'anno, però giusto perché è qualche tempo che non la facciamo e vogliamo mettere nero su bianco quelle che sono le entrate e le uscite della Chiesa. Così sapete dove le nostre offerte vanno, quindi venerdì 14. Poi c'è un'altra cosa importante. Stanno venendo, Dani, o ancora un minuto? Mezzo minuto. Sono già qua? No. Domenica non prossima, l'altra, ascoltate bene, però dovete tenere il segreto. Anche voi. Allora, faremo una sorpresa ai fratelli di Piove di Sacco. La chiesa rimarrà chiusa. Ascoltate, stiamo organizzando un pullman per partire alle 4:30 da qua, arrivare a Piove di Sacco, loro non sanno niente a parte 2 fratelli, faremo il culto con loro, mangeremo una pizza con loro e non sanno nulla, neanche il pastore sa questo, e poi torneremo a casa. Ok? Ho parlato con un consigliere di chiesa, preparerà in maniera aum le sedie. Siccome sono una piccola comunità come noi, sarà un motivo di incoraggiamento. Però ascoltate, ho bisogno seriamente di sapere chi verrà domenica 16, perché se siamo in un numero che andiamo via insieme, partiamo alle 4:30 da qua in pullman e la gita della chiesa, dai fratelli, è un bel momento per stare insieme. So che abbiamo tutte le macchine, però è un'opportunità per stare insieme anche nel pullman, stare lì con i fratelli e poi per le 9:30, 10 loro ordineranno le pizze e torneremo a casa. Quindi in questi giorni, ma non aspettate domenica 16 dire ci sono anch'io, perché se siamo un numeretto 30, 40, 50, quelli che siamo, prenderemo un pullman e andremo giù col pullman e saliremo col pullman, proprio per stare insieme. Sono stato chiaro? È una bella opportunità. Vi hanno mai portato in gita di classe? Bene, adesso ci penso io, è una bella opportunità. Venite ragazzi, vi aspettavamo, se no vado avanti fino a domani. Venite, venite. Allora, come ogni mese circa, i ragazzi presentano qualcosa giusto perché comprendiamo l'importanza di essere piccoli bambini e anche cosa i bambini, anche Daria, anche Noemi, tutti questi bellissimi bambini stanno facendo giù da basso con varie sorelle. Adesso tolgo il disturbo, altrimenti rovino il quadro. Allora presenteranno qualcosa che cosa che hai, Cristian, terribile. Il coro di Castelfranco. Amen. Amen. Esaltatevi e lodate con noi. Amen. Amen. Questo è il nostro piccolo coro dei bambini di Castelfranco. E adesso non c'è un lobby, ma tra poco avrà. Allora lodiamo insieme a voi. Chiedo che voi aiutate con le bambine. Andiamo?
Noi salutiamo la Chiesa con la pace del Signore. Amen, bravissimi. Bene, gloria a Dio. Grazie, Signore. Accomodatevi ancora un attimo, fratelli. A proposito di bambini, adesso ascoltate, giusto per dire dei bambini. Non so se voi l'avete guardato, non mi interessava, no, però penso che per loro fare questo canto è come vincere Sanremo. Sono più ricchi loro di chi ha vinto Sanremo, perché la soddisfazione di fare qualcosa con semplicità costa meno di Sanremo e riempie il cuore più di Sanremo. La gioia del Signore. Prego Romano, raccogliamo l'offerta e poi vi do gli altri 2 annunci. Quindi Amen. Gloria al tuo nome. Amen. Grazie Padre. Amen, amen. Mentre raccogliamo l'offerta, domani mattina siamo a Asolo, riprendiamo le riunioni di Asolo alle 9:30. Domani sera siete qua, Morena? Sì, domani sera vi sarà comunicato se c'è la preghiera, dipende com'è la disponibilità. E ricordatevi di iscrivervi e di iscrivere i vostri figli al Poggiale. Portate pazienza, che poi magari all'ultimo momento c'è posto ancora per... Ecco. E poi le altre cose, uscendo lì in bacheca, oltre alla la mappa che diceva il fratello Cristian, e trovare della letteratura che è lì nel banchetto, nel tavolino, che potete acquistare, così sostenere anche Porte Aperte. Ci sono delle locandine che ci indicano dei raduni, dei convegni che si fanno a livello di imprenditori, e i turni del campeggio e qualcos'altro. Guardateli e se siete interessate fatemelo sapere. Per le iscrizioni al Poggiale parlate con Silvio Di Bassano, che è tutta la lista in mano, voi sapete com'è. E ok, penso che qui abbiamo finito. Mi raccomando, in questi giorni parlatevi, ditevi di sì per venire a Piove di Sacco. Va bene? Fate uno sforzo, fratelli. Sarà una bella opportunità per stare insieme, per incoraggiare questi fratelli, perché nella Bibbia c'è scritto un bellissimo principio: fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Quindi se vogliamo essere incoraggiati, magari non dico da una chiesa che viene a trovarci, volesse il Signore prima o dopo, che abbiamo un locale più grande, possiamo invitare o trovare questa sorpresa, per quello che possiamo vogliamo farlo. Ok? Signore possa benedirci, ci alziamo all'impiedi e poi avremo continuazione per chi desidera fermarsi, avremo questa pizza assieme e sarà una gioia ancora continuare. Vogliamo incaricare anche Cristian di salutare Elena e un caro ringraziamento da parte nostra, Cristian. Signore, veramente grazie per quello che ci hai detto, per quello che abbiamo anche visto in quelle foto, per quei numeri, Signore, che ci chiamano a essere non bambini, ci penserà qualcun altro, ma responsabili, Signore. Signore, ti preghiamo che possiamo avere a cuore quest'opera, anche noi non possiamo andare lì, ma da qui qualcosa possiamo fare, pregare e sostenere in qualche maniera. Signore, aiutaci davvero a diventare anche bambini quando abbiamo in cuore qualcosa che viene da parte tua, a fidarci che non sarà una povertà per noi, ma sarà un grande dono di amore per gli altri e tu continuerai a provvedere per noi. Grazie anche per questi bambini che hanno cantato, grazie per le sorelle che si impegnano. Porta avanti l'opera tua, Signore. E così un pensiero anche a quanti non sono qua, raggiungili, benedici, così continua a sostenere anche Gianluigi. Grazie Padre con tutto il cuore, nel nome prezioso di Gesù. Amen. Signore, continui a benedirci, cari.